Prima notte in cella per Luca Furlan, accusato dell'omicidio della 66enne di Vittorio Veneto Elda Tandura, un caso di disagio sfociato in tragedia, dicono dal comune che seguiva quotidianamente la situazione della vittima. Giovedì sarà il giorno del dolore a San Fior di Sotto, nella parrocchia. Alle 14:30 saranno celebrati i funerali di Massimo Pizzoli, il 18enne morto in un tragico incidente stradale. Sta tagliando un albero quando questo gli cade addosso, tragedia sfiorata ad Arcade, ferito gravemente un uomo ma non sarebbe in pericolo di vita. Chiuso dal questore per una settimana il Casablanca Club sulla circonvallazione di Conegliano, continue risse, residenti della zona esasperati. Quarantenne di Villorba, evade dagli arresti domiciliari per accompagnare un'amica 38enne a comprare della cocaina. L'uomo tradito dall'alta velocità è bloccato dalla polizia stradale. Sono 300 al momento le firme raccolte tra Preganzio, Casere e Treviso per chiedere il completamento del terraglio est. La petizione verrà poi consegnata al sindaco di Treviso Giovanni Manildo. La protesta di una mamma dopo oltre un mese di attesa per una visita con il neuropsichiatra infantile si presenta all'ospedale di Conegliano con la figlia e il medico non c'è. La polemica contro il maxi faro di luce per il centenario di Porto Marghera si allarga ben oltre i confini del veneziano, inquina il cielo del Veneto, insorgono gli astrofili trevigiani, raccolte migliaia di firme. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre tornando a parlare della tragedia di Elda Tandura, con la prima notte in cella per Luca Furlan, accusato, come abbiamo raccontato ieri, dell'omicidio preterintenzionale della 66enne di Vittorio Veneto, un caso di disagio sfociato in tragedia, dicono dal comune di Vittorio Veneto, comune che seguiva quotidianamente la situazione della vittima. Ha incontrato il suo assistito nel pomeriggio, l'avvocato Alessandra Nava, in carcere a Treviso. Dopo la prima notte trascorsa in cella, Luca Furlan, 49 anni, di Preganziole, è apparso molto preoccupato, dice il difensore, soprattutto per la tempistica con cui si sono mossi gli inquirenti. L'arresto per omicidio preterintenzionale arriva 3 mesi dopo la morte di Elda Tandura, 66 anni, rimasta in coma per 28 giorni dopo la caduta in casa rivelatasi fatale del 28 settembre. Furlan nega di averla spinta e teme che ora la ricostruzione dei fatti, che nell'immediatezza poteva essere più semplice, si complichi. A Serravalle, dove l'ex insegnante abitava, tutti sapevano della situazione di disagio che la donna viveva, così come il comune. La signora Tandura era una signora costantemente seguita dai servizi sociali di Vittorio Veneto, che erano costantemente in contatto col suo amministratore di sostegno ormai da diversi anni. Fisicamente non aveva grandissimi problemi, ecco, insomma, ovviamente erano problemi di altro tipo quelli che avevano portato alla nomina dell'amministratore di sostegno. Un disagio psichico quindi che non le consentiva di gestire il rapporto con Furlan. C'erano state liti violente anche la sera della tragica caduta. Se l'ipotesi d'accusa della procura dovesse trovare riscontro, si potrebbe parlare dell'ennesimo femminicidio, e questo proprio in un comune in cui è operativo da 3 anni un centro antiviolenza. Voi avevate sentore che questa donna venisse picchiata? È chiaro che in una situazione di fragilità la componente della violenza molto spesso poi interviene. Quello che era stato da noi rilevato era stato anche segnalato ovviamente prontamente al tribunale, insomma, man mano. Sarà un paese intero a fermarsi, una intera comunità, giovedì alle 14:30 per l'ultimo saluto a Massimo Pizzolla nella chiesa, nella parrocchia di San Fior di Sotto, i funerali del 18enne morto la notte tra sabato e domenica in un tragico incidente stradale dopo aver perso il controllo della vettura invadendo la corsia opposta e scontrandosi contro un'altra vettura, una tragedia che ha sconvolto la comunità per la giovane età del ragazzo, molto conosciuto in paese anche per la sua attività di volontariato. Dunque giovedì nel primo pomeriggio l'ultimo saluto. Conegliano adesso, Conegliano per la chiusura di un locale del centro, il Casablanca Club sulla circonvallazione. Perché? Perché stando alle segnalazioni dei cittadini esasperati e poi con il riscontro dei fatti c'erano troppe risse anche con feriti in quel locale, dunque è arrivato l'ordine del questore e il blitz della polizia.
Liti violente, risse, feriti, luglio e agosto 2016, agosto 2017, poi ottobre e novembre. Un'escalation a cui i residenti del complesso di Viale Italia a Conegliano, che ospita il Casablanca Club, hanno a più riprese chiesto di dare una risposta dura, che la polizia ha dato in queste ore imponendo lo stop al locale per 7 giorni su provvedimento del questore Maurizio Dallemura. Le leggi di pubblica sicurezza prevedono la possibilità di intervenire con un provvedimento amministrativo e ieri, nella giornata di ieri, abbiamo notificato questo provvedimento del questore di Treviso per la chiusura di 7 giorni del locale all'insegna del Casablanca Club. Non un locale vero e proprio, sulla carta la sede di un'associazione culturale presieduta da una 50enne magrebina, ma il via vai è continuo, così come i disordini. Le notizie di cronaca hanno riportato di parecchi interventi da parte nostra, anche con risse in atto e con feriti che gravitavano sempre all'interno o all'esterno di questo club. Parliamo di un club frequentato prevalentemente da cittadini stranieri. Un segnale importante ai residenti, un precedente che potrebbe pesare sul futuro del Casablanca se dovessero ripetersi disordini. Questo è un passo che vogliamo mantenere nella conduzione di un commissariato attento, una polizia di Stato attenta alle esigenze dei cittadini, di sicurezza dei cittadini, e il provvedimento di chiusura ci permette di mantenere questa linea. Ma Conegliano finisce agli onori della cronaca anche per una bravata le cui immagini fanno il giro del web, una bravata davvero pericolosa. La scommessa e le risate incoscienti, dalla gradinata degli Alpini verso Corso Vittorio Emanuele e quindi lungo tutto Viale Carducci. Il motivo? Verificare se un grosso rotolo di carta igienica poteva arrivare fin lì, fino alla stazione. Sì, carta igienica, con un piccolo particolare: inevitabilmente si deve fare slalom tra le auto che passano. Scene di ordinaria follia tra i ragazzi, a quanto pare una scommessa nata al bar. Siamo a Conegliano e il video postato sui social è diventato virale. Una bravata pericolosa che poteva costare cara, nonostante i presenti evidentemente non se ne rendessero conto. Sui social commenti e ironie, ma quella scommessa non è mai stata portata a termine, perché fortunatamente gli automobilisti allibiti hanno allertato la polizia, che ha pizzicato i ragazzi impegnati nella sfida, redarguendoli e facendo rimuovere loro la carta igienica. Non sapremo mai se il rotolone sarebbe arrivato fino alla stazione e, c'è da aggiungere, decisamente è meglio così. Tragedia sfiorata nel pomeriggio ad Arcade, dove un uomo di 76 anni di Nervesa della Battaglia è stato travolto dall'albero che stava tagliando. Non il primo caso di questo tipo, l'abbiamo raccontato anche qualche giorno fa. Sul posto sono intervenuti con l'elicottero i soccorsi del SUE, ma anche con l'ambulanza, che hanno trasportato il ferito in ospedale, come vediamo nelle immagini. L'anziano ha riportato gravi lesioni, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Controlli della polizia stradale, ancora cronaca, un veicolo fermato perché per eccesso di velocità fa scoprire qualcos'altro agli agenti, e cioè una quarantenne di Villorba che era evaso dagli arresti domiciliari per accompagnare un'amica 38enne a comprare della cocaina. È successo domenica scorsa in Viale Felicent a Treviso. Inevitabilmente, controllando veicoli e persone, emergono anche altre situazioni. Metti un controllo in strada, agenti di pattuglia alla vecchia maniera, perché l'impennata di telecamere e targa system funziona come per trovare furbetti illeciti, ma il fiuto del poliziotto esperto è insostituibile. E allora non solo violazioni più o meno gravi del codice della strada, anche qualcos'altro, come accaduto domenica scorsa. Un veicolo che procedeva a velocità oltremodo elevata e quindi ha destato l'attenzione della pattuglia impegnata in controlli di polizia stradale, che ha fermato il veicolo e ha trovato all'interno il conducente, che era evaso dagli arresti domiciliari, per andare ad accompagnare la persona che era con lui a procurarsi della droga, che è stata poi sequestrata, e motivo per il quale la persona è stata denunciata proprio per la detenzione ad uso personale di questa sostanza stupefacente. Certo, a rigor di statistica, la maggior parte degli interventi, assicura la polizia, riguarda pur sempre la strada, ma le sorprese spesso non mancano. Controllando, più si controlla e più chiaramente emergono anche situazioni di illecito diverse, anche penalmente rilevanti.
E a proposito di strada, incidente questa mattina intorno alle 8:30 a Saletto di Breda di Piave. Un uomo al volante della sua auto ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di una lastra di ghiaccio, anche se l'esatta dinamica dovrà essere accertata dalla Polstrada, intervenuta per i rilievi di legge. Dopo aver abbattuto un lampione, l'auto è finita nel fossato che costeggia la strada. L'automobilista ha riportato fortunatamente ferite lievi, è stato soccorso dai sanitari del SUAM e trasportato all'ospedale Cafoncello. La strada è rimasta per circa un'ora chiusa al traffico, ovviamente non pochi i disagi alla circolazione. A proposito di viabilità, torniamo a parlare del Terraglio Est, perché sono 300 al momento le firme che sono state raccolte tra Preganziolo, Casieri e Treviso per chiedere il completamento di quest'opera, una petizione che verrà poi portata brevi manu al sindaco Giovanni Manildo. Chiediamo ai cittadini che si prendano le proprie responsabilità, perché se vogliono un terraglio meno incattasato di traffico e meno inquinato, si rechino i cittadini presso gli uffici protocollo dei comuni di Treviso, Casieri e Preganziolo. L'appello è rivolto ai cittadini dei 3 comuni direttamente interessati dal Terraglio Est perché sottoscrivano la petizione per chiedere il completamento dell'opera. Lo scorso 19 ottobre l'inaugurazione del primo stralcio. Ora residenti e imprenditori chiedono che venga realizzato anche il secondo tratto di circa 1 chilometro fino alla rotonda dell'ospedale Cafoncello ai confini tra i comuni di Casieri e Treviso. Il traffico sul terraglio si sblocca soltanto se creiamo un'arteria parallela che si chiama Terraglio Est e che è 1 chilometro ad est del terraglio che tutti conosciamo incasinato di traffico. Abbiamo speso dei soldi come cittadini con le tasse ed è giusto che questa arteria venga completata. Entro marzo i promotori della petizione vorrebbero completare la raccolta delle firme. Le dobbiamo portare al sindaco Manildo, il quale fino adesso ufficialmente non ha preso nessuna posizione a favore di questo completamento. Ancora in città ci spostiamo 2 passi proprio dal centro di Treviso, esattamente a Villa Manfrin, che in alcuni suoi punti versa in uno stato di abbandono tra rifiuti e vetrate rotte. Bucce d'arancia abbandonate su un muretto, un sacchetto di merendine gettato tra l'erba, ma basta spostarsi di pochi metri per notare una vera e propria discarica di rifiuti a ridosso del molinetto di Villa Manfrin e poi reti metalliche divelte e finestre rotte. A denunciare sui social lo stato d'abbandono dell'area il consigliere comunale Davide Acampora. Il molinetto è usato come discarica e la rete è forzata, quindi significa che qualcuno ci entra e ha anche occupato proprio fisicamente lo stabile. Questo è un vero peccato, anche la cedraia a quanto pare addirittura è imbrattata con delle bombolette spray. Il consigliere Acampora tira poi in ballo il nuovo regolamento per il verde che verrà approvato domani in consiglio comunale, che multerà tutti quanti i cittadini che per esempio sbagliano a tagliare un ramo che abbia un certo diametro rispetto al regolamento, e poi la giunta permette situazioni di degrado di questo tipo. È un po' il paradosso di questa giunta. Un peccato, dice Acampora, che un'oasi di pace, un polmone verde come questo, dove i trevigiani vanno a fare jogging o passeggiate, sia in questo stato. Serve più sicurezza e serve una rivalorizzazione di tutto il discorso che va attorno al parco. Allora, a proposito di giunta, a proposito di elezioni amministrative Cassugana 2018, nel centro-sinistra si lavora tra gli ex SEL per formare una coalizione civica che, spiega Said Chaibi, riunisca chi pensa che Treviso debba continuare a cambiare. Sentiamolo. Quella tra gli ex consiglieri SEL e il sindaco Manildo sembra una spaccatura sempre più difficile da ricucire e lo fa capire Said Chaibi parlando del loro progetto in vista delle amministrative. Ci siamo di fatto, non dico sciolti, però insomma stiamo cercando di costruire un nuovo percorso. Il percorso è quello di costruire una coalizione civica. Al centro i contenuti del dibattito, come il minimo vitale portato nei giorni scorsi in commissione. Con i 6.000 punti ISEE per accedere ai servizi. Noi pensiamo invece che il welfare deve essere un welfare accessibile a tutti. Poi sta la politica a costruire le graduatorie per decidere chi aiutare e chi non aiutare, ma significa assumersi delle responsabilità, la responsabilità di rendersi conto che viviamo in una città in cui ci sono anche i poveri. Un progetto, quello di Chaibi, aperto a tutti coloro che condividono un pensiero. Coloro che pensano che la politica sia innanzitutto partecipazione, che sia innanzitutto democrazia e soprattutto che pensi che questa città dopo 20 anni di Lega abbia ancora bisogno di cambiare. Nel panorama che si sta delineando, nel centro-sinistra
list nuovi soggetti si affacciano sulla scena, come Potere al Popolo e Treviso Unica di Maristella Caldato. Noi abbiamo cercato in tutti i modi in questi anni di costruire una collaborazione anche con lei, un ragionamento con lei. Alle volte è stata disponibile, alle volte no, come funziona in politica. Ad oggi pensare ad ipotetici scenari lo vedo ancora troppo prematuro. Sono dell'idea di discutere delle questioni, cercare di costruire i ragionamenti giusti. Per Maristella la porta è sempre aperta. Intanto, come sappiamo, tra i 4 candidati ufficiali alla poltrona di sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, Mario Conte e Maristella Caldato, c'è anche Domenico Lo Sapio, Movimento 5 Stelle, che era ieri ospite di 20 e 10. Allora sentiamo nello specifico qual è la sua ricetta per gestire la questione del fronte accoglienza, cioè ristrutturare gli appartamenti oggi inagibili e lì accogliere i migranti rientrando dell'investimento. Sentiamo le parole di Domenico Lo Sapio. La caserma è sbagliato, l'accoglienza diffusa è giusta, è sbagliato. È certo che la soluzione migliore probabilmente sarebbe un'accoglienza diffusa, nel senso che sappiamo che la caserma crea assembramenti con tutta una serie di problematiche che riguardano l'interno della caserma per i rapporti che ovviamente poi possono sorgere all'interno della stessa, ma anche con i residenti delle zone limitrofe. Bisogna trovare qualche soluzione. Allora, per esempio, potremmo anche pensare di cercare di volgere a vantaggio del comune questa situazione. Faccio un esempio. Il comune possiede alcuni alloggi che al momento non possono essere messi a disposizione della cittadinanza, parlo di trevigiani, perché? Perché hanno dei problemi di agibilità. Il comune non ha i soldi per metterli a posto. Allora, per esempio, si potrebbe pensare di fare un piccolo investimento su alcuni appartamenti, un piccolo numero, che sono in queste condizioni, sistemarli e mettere qualche persona che adesso è ospitata invece delle caserme lì, con parte dei 35 euro al giorno si potrebbe in un poco tempo rientrare nell'investimento sostenuto, e così dopo 1 o 2 anni, quanto tempo staranno queste persone lì dentro, avremo 1, 2, 3, non lo so, alloggi che oggi il comune non ha le possibilità di mettere a posto, ma che in questa maniera dopo 2 anni sarebbero pronti da dare ai cittadini trevigiani. Adesso la pubblicità, ma restate con noi perché torneremo a parlare subito dopo del caso oncologia a Treviso. Ebbene, oggi c'era l'atteso incontro con il direttore generale Francesco Benazzi. Ebbene, dopo l'incontro i pazienti hanno deciso di sospendere la protesta. Vediamo perché. Riorganizzazione dell'oncologia del Cafoncello. Oggi pomeriggio l'incontro dei pazienti, preoccupati al punto da organizzare volantinaggi in corsia, ed il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca. Siamo rincuorati, ha detto Don Pierluigi Guidolin, rettore del seminario vescovile di Treviso, che assieme ad altri pazienti si è fatto portavoce della protesta. Il direttore Benazzi ci ha dato la sua parola ed, illustrando nel dettaglio la riorganizzazione, ha assicurato che non ci saranno disagi per i pazienti. Ha infatti garantito, continua il sacerdote, che verranno realizzate le opere accessorie, ascensori e parcheggi riservati ai malati. Rimane il problema del personale sanitario. 2 medici hanno lasciato il reparto e l'ULSS sta cercando una soluzione. I pazienti hanno quindi deciso di interrompere la protesta in attesa, ci vorranno tra gli 8 mesi ed 1 anno, della riorganizzazione del servizio di oncologia. Una riorganizzazione peraltro resa possibile grazie alla cospicua donazione di un privato che è stato curato nel reparto ed ha voluto dare un proprio contributo vincolato al miglioramento del servizio. Intanto però attraverso il servizio la rubrica Lo dico ad Antenna arriva la protesta di una mamma che riguarda l'ospedale di Conegliano.
Avevo appuntamento al servizio età evolutiva per mia figlia di 13 anni, mi sono recata all'appuntamento e ho scoperto che la dottoressa non c'era, pertanto ho perso mezza giornata, mia figlia ha perso il pomeriggio a scuola per niente. L'unica spiegazione che ci è stata data è che la dottoressa aveva prestato servizio la mattina anziché il pomeriggio. Questa è la denuncia di una mamma residente in un comune del Coneglianese che ha deciso di rivolgersi alla nostra rubrica, lo dico ad antenna. L'appuntamento presso il servizio età evolutiva dell'ospedale di Conegliano per la figlia tredicenne era stato preso il 14 dicembre scorso. Dopo oltre un mese di attesa, ieri mamma e figlia si sono regolarmente presentate, salvo scoprire che il medico non c'era e nessuno si era premurato di avvertirle. La donna si era presa un permesso dal lavoro, peraltro precario, la ragazzina ha perso il rientro pomeridiano a scuola, la signora non guida, quindi dal comune di residenza è arrivata a Conegliano con il bus. Se noi saltiamo un appuntamento senza disdire, dobbiamo pagare. Questi non pagano nulla. C'è poi l'aspetto psicologico della vicenda. Mamma, si sono dimenticati di me, ha detto la ragazzina che per i problemi che manifesta ha bisogno di instaurare un rapporto di fiducia con il neuropsichiatra che la deve prendere in cura. Non è il classico esame del sangue o l'ecografia o la risonanza magnetica o qualsiasi altra visita che te la fa chiunque, non importa. Si tratta di altre cose in cui, ripeto, il paziente deve fidarsi del medico. Se il paziente non si fida più del medico è finita. Allora, come la signora che ci ha chiamato, se avete un disservizio, un problema relativo a varie tematiche, potete segnalarlo con Lo dico ad antenna, lo spazio è dedicato a voi, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 08 98 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Intanto, a proposito di disagi, le segreterie regionali del Veneto di sindacati FILT, FIT, WILT, UGL, FAST e ORSA hanno proclamato uno sciopero del personale mobile della divisione passeggeri regionale di Trenitalia dalle 21 di sabato 27 alle 21 di domenica 28 gennaio. L'ho reso noto oggi Trenitalia, quindi tra sabato e domenica ci saranno probabilmente dei disagi e quindi occhio a chi si deve spostare in treno tra la sera di sabato e la sera di domenica. Adesso ancora polemiche, le polemiche con la rabbia dei vescovi del Triveneto per la cancellazione dei fondi alle scuole paritarie. Ne abbiamo già parlato, ma oggi c'è stato un rincaro della dose da parte del vescovo di Chioggia, Monsignor Tessarollo, che ha attaccato il governo parlando di ideologia bolscevica. Come è successo? Perché non c'è un finanziamento alla legge di stabilità alle scuole paritarie? È un fatto grave a cui bisogna porre rimedio. E mi dispiace che questo abbia messo in discussione una questione che invece va risolta. Ricordatevelo alle prossime elezioni e date un calcio a chi ci sta governando. Scriveva così qualche giorno fa in un suo sfogo sui social il vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo, presidente ecclesiale della Commissione Triveneta per l'Educazione. Tema del contendere i mancati finanziamenti alle scuole paritarie, 50 milioni in Italia per 500.000 bambini, spariti dalla legge di stabilità, per quegli istituti di infanzia che spesso sono là dove lo Stato non può arrivare. E i vescovi del Triveneto hanno fatto sentire forte la propria voce. Nei parrocchiali, materne, eccetera, già come chiese ce ne mettiamo, quindi non abbiamo alcun lucro. Ci mettiamo gli ambienti, volontariato e continuano a tagliare, non si sa perché, per una ideologia, qualche volta io dico, sa così, che è un'ideologia bolscevica. Convinto che i fondi ci fossero e che nel passaggio del testo da Camera a Senato siano spariti. Finito questo passaggio, le banche si sono trovate con 50 milioni in più per chiudere i buchi che c'erano e probabilmente li avranno stornati dalle scuole e dalle famiglie per dare le banche a chiudere i buchi. Questa è l'impressione che si ha. Ma il capogruppo del PD, il cattolico Triestino Rosato, smentisce che sia opera sua. Quando la legge di bilancio è uscito dal Consiglio dei Ministri non aveva questa misura e non abbiamo trovato le risorse per inserirla. Devo dire che lo considero un vulnus da risolvere, da affrontare. Per fortuna ci sono gli strumenti nel corso dell'anno e io penso che questa sia una cosa di quelle importanti da risolvere.
Allora l'allarme, cambiamo argomento, lanciato dalle associazioni sportive e dei gestori. Ci sono troppe piscine in Veneto e 1 su 3 è a rischio chiusura. Qualcosa di assurdo! Successi e medaglie possono trarre in inganno. Dietro gli ori di Federica Pellegrini su tutti e i numeri positivi in termini di praticanti, anche il mondo del nuoto ha i suoi grattacapi. Più che la disciplina in sé, le ombre provengono dai luoghi dove si svolge, le piscine. E non per carenza, ma per sovrabbondanza. A Preganziol, associazioni sportive e gestori degli impianti a convegno per denunciare il problema. In sostanza, dicono, le piscine sono troppe. 100 in Veneto quelle iscritte alla Federazione Italiana Nuoto, di fatto molte di più contando tutti gli impianti. In media una piscina ogni 10.000 abitanti. Nella zona di Treviso, ad esempio, si contano 23 strutture su un bacino di meno di 200.000 abitanti. Un'offerta ricca non può che essere un vantaggio, si direbbe, e invece no, ed il motivo è principalmente economico. Le tariffe delle piscine sono rimaste bloccate in questi 10 anni, mentre i costi di gestione sono progressivamente aumentati. Il fenomeno più evidente degli ultimi anni è l'incremento del costo dell'acqua. In alcuni casi i costi di gestione sono aumentati di ben 5 volte negli ultimi 10 anni, mentre si sono quasi azzerati i contributi pubblici, anche se, ricordano i gestori, gli impianti sono quasi sempre di proprietà dei comuni. Col risultato che le manutenzioni straordinarie vengono posticipate e per un impianto su 3 il rischio chiusura non è così lontano. La soluzione è riaprire i rubinetti dei contributi da un lato e razionalizzare gli impianti esistenti dall'altro, evitando infine di costruire nuove piscine. Si parla di promuovere lo sport per consolidare stili di vita sani, ma se gli impianti sportivi sono in grado di sostenersi sempre meno e rischiano di comprimere la loro attività e si chiede che sia sempre il mondo dello sport a sostenere la promozione sportiva, le società sportive non hanno risorse per continuare a finanziare tutto. Allora la guerra contro Ramses, non parliamo di storia egiziana ovviamente, ma della battaglia contro il Maxi Faro di Porto Marghera che sconfina dalla provincia di Venezia, perché anche gli astrofili trevigiani sono sul piede di guerra. Senza dubbio spettacolare il fascio di luce Ramses II, installato dal Comune di Venezia per il centenario di Porto Marghera, faraonico nel nome come nei fatti, non manca di suscitare le polemiche ben al di là dei confini veneziani. Con i suoi 12.000 metri d'altezza, l'enorme faro, visibile da mezzo Veneto, sta suscitando la rivolta, oltre che dei mestrini, anche degli astrofili della Marca. Nella Vittoriese, Silvano Tocchet, presidente della locale associazione astrofili, ha avviato una petizione che in pochi giorni ha già raccolto migliaia di sottoscrizioni. Io personalmente ho lanciato una raccolta di firme, una campagna di raccolta firme che è arrivata ad oltre 6.000, quasi 7.000 firme a questa mattina soltanto in 4 giorni. L'obiettivo è di mandare la petizione al sindaco Brugnare e di far spegnere il faro. Un'installazione, quella dell'enorme faro, che secondo gli astrofili è sbagliata sotto tutti i punti di vista, ambientale ed economico, per l'inquinamento luminoso e non solo, lo spreco di energia, ma soprattutto, sostengono gli astrofili, in violazione della legge regionale 17 del 2009 che vieta fasci di luce di questo tipo. Al di là degli astrofili, che forse non è il primo dei problemi, ci rendiamo conto, al di là di questo, aver fatto e aver promosso una cosa palesemente illegale, crediamo che questa sia la cosa più grave. Ancor più pesante la posizione dell'Associazione Veneto Stellato, che ha inviato 2 esposti, uno alla Procura di Venezia, l'altro alla Corte dei Conti. Siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento con la programmazione, dunque fra pochissimo 20:10, allora potrete vedere la puntata di 20:10 con ospite Ettore Rosato, il capogruppo del PD alla Camera, che avete visto uno stralcio nel servizio sulla questione delle paritarie. E poi questa sera alle 21:15 c'è Storie di famiglia e nella settimana che porta al Giorno della Memoria la toccante testimonianza di Enrico Vanzini, sopravvissuto al campo di concentramento di Dachau. Da non perdere anche Storie di famiglia. Ed è tutto per questa nostra edizione trevigiana, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.
Prevale un tempo stabile sulle nostre regioni grazie al dominio dell'anticiclone, ma con le consuete riduzioni della visibilità sulle pianure. Vediamo il dettaglio del 24 gennaio. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse sui settori centro-meridionali della regione, spesso resistenti per tutto l'arco della giornata. Più sole altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, valori minimi tra -2 e 3 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui locali foschie o nebbie sul Pordenonese, localmente anche sull'Udinese al mattino. Altrove invece ci sarà il sole e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori minimi tra -1 e 2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Locali foschie mattutine sulle vallate settentrionali della nostra regione, ma migliora presto. Ampio soleggiamento altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, valori minimi tra -6 e 2 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti invece saranno deboli e in prevalenza occidentali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.